Autonomia. I comuni veneti la sostengano con una giornata celebrativa, firmato i giovani della Lega. Chiediamo ai comuni dove abbiamo i nostri sindaci, assessori, consiglieri, under 30, siamo il partito che ne schiera di più a livello regionale, di sostenere il 22 ottobre iniziative di carattere culturale, di approfondimento universitario, accademico, borse di studio, iniziative insomma trasversali che vadano a riconoscere il valore culturale dell'autonomia e non solo il conflitto politico. Insomma, i giovani dicono basta baruffare sull'autonomia differenziata, ricordiamoci il valore storico che ha questo concetto contenuto nell'articolo 2 dello Statuto regionale del Veneto. Pensieri e parole di Jacopo Maltauro, capogruppo della Lega Vicenza, che presenta una mozione anche a Palazzo Trissino per istituire il 22 ottobre questa giornata celebrativa pure a livello comunale. Come coordinamento dei giovani amministratori under 35 del nostro partito, e siamo quasi un centinaio a livello regionale, presentiamo una mozione che chieda ai comuni veneti di sostenere la giornata regionale, istituzionale, culturale dell'autonomia. Insomma, i giovani della Lega investono sull'autonomia non solo come riforma che sta attraversando un iter istituzionale nella sua denominazione di autonomia differenziata, ma svincolandola dagli aspetti giuridici e politici per promuoverla proprio a livello valoriale, storico e culturale. Il valore culturale, l'hanno detto i veneti il 22 ottobre del 2017, è un valore che taglia trasversalmente tutti i partiti ed è insito nella storia della nostra terra, la Repubblica Serenissima di Venezia.